Oggi siamo a Barcola, a 2 passi dal mare, in una proprietà veramente incredibile. Penso che chiamarla casa sia veramente riduttivo perché è una costruzione degli anni 70, fatta totalmente in cemento armato, progettata dal proprietario, un grande architetto di quegli anni. Nonostante sia negli anni 70, allo stesso tempo sembra una casa del 2022 che è un perfetto matrimonio tra il cemento armato, struttura portante di questo edificio, e la natura, il verde che la circonda. Potremmo essere ovunque nel mondo con queste vetrate a tutta altezza, questa scala centrale, una chiocciola enorme, 500 metri di villa dove ogni sala, ogni stanza è diversa. Gli angoli, le curvature, le linee di questa casa sono incredibili, che siamo abituati a vedere probabilmente solo sui libri. In ogni angolo troviamo una maniacale progettazione che ci ricorda gli anni 70 e probabilmente sarebbe un delitto spostare qualsiasi cosa, ma allo stesso tempo credo che un buon designer potrebbe trasformare questa villa nell'immobile assolutamente più esclusivo di Trieste, probabilmente non solo. Ovviamente facendo questo mestiere ne vediamo veramente tante di case, ma quando entriamo in una proprietà come questa è proprio un privilegio poter vedere e toccare con mano una cosa di questo tipo, veramente straordinaria. Questa volta non vi annoierò elencandovi tutte le stanze, i bagni, le terrazze, i posti macchina, perché forse per chi possa essere interessato è giusto venire a scoprirla e a respirarla. Chi ha modo di acquistare questo immobile acquista un pezzo di storia di architettura, veramente sì. Davide Carlin, Trieste Villas, al prossimo immobile.